Si tratta di un grande dono che il Papa fa alla nostra Chiesa, alle nostre chiese del Veneto, come dice anche lo slogan di questa visita, per confermare nella fede i fratelli. Ed effettivamente anche nelle nostre diocesi abbiamo bisogno di questo dono per solidificare l'appartenenza alla fede cristiana e la coerenza nel viverla, in un momento in cui questa appartenenza trova dei motivi di disorientamento e a volte anche di fatica. Li inviterò motivando questa visita proprio a partire dalle radici della nostra fede cristiana. Quella fede cristiana che è stato un fattore molto importante per l'identità del nostro popolo e che nel trascorrere del tempo e anche nel progressivo cambiamento di situazioni ha sempre sostenuto e dato la sua fisionomia più vera e più profonda alle nostre genti, motivando quindi la visita del Papa come una visita che solidifica questa continuità e rafforza la nostra identità cristiana. Io ho la speranza che questa visita dia più speranza proprio a tutti coloro che si riconoscono cristiani e che nel successore di Pietro trovano un testimone che garantisce e conferma la loro fede.